Perfetto. Velocemente io passerei la parola questa volta a Giovanni Santoporcu, sindaco di Galtellì, e il tema sono proprio le destinazioni di pellegrinaggio. Anche qui abbiamo un quarto d'ora, io mi permetterò poi di farle un piccolo segno quando mancano 3 minuti. Va bene, mi alzo perché essendo un sindaco di solito sono abituato a parlare così e a parlare a braccio, perché soprattutto dopo pranzo è difficile deviare l'abbiocco e quindi cerco di essere quanto più coinciso per tenere alta l'attenzione. Galtellì oggi è qua perché sicuramente è capofila di una bellissima rete di luoghi di destinazione religiosa, ma Galtellì oggi è qua perché nel lontano 2012 è il primo comune che ospitò già da allora e si cominciò proprio a parlare a Galtellì dei luoghi di destinazione religiosa, dei cammini, del turismo religioso. Grazie anche a un comitato che da allora si è formato, Los Milagros, grazie quindi ai miracoli del Santissimo Crocifisso, è venuta su un'associazione che ha portato avanti una serie di azioni che i comuni poi hanno preso in carico e hanno portato a un risultato che oggi stiamo qui un attimino anche a dare onore anche all'assessorato al turismo, che li ringrazio veramente di questo appuntamento, perché da allora che eravamo pochi comuni che credevano su questo modello di sviluppo, oggi la rete consta di circa 60 comuni. 60 comuni che fedelmente credono in questa progettualità, ognuno per una sua specificità. E questo non è facile da portare avanti, non è facile soprattutto quando, partendo dal basso, quindi io ho detto di un'associazione, voi ieri avete avuto modo di sentire Santa Barbara, uguale, dei semplici cittadini che si sono messi in rete e hanno portato avanti una serie di lavori che sicuramente, voglio dire, hanno avuto momenti di difficoltà, momenti di tensione, momenti anche di campanilismo, perché a volte nell'affrontarsi tra i tanti comuni c'è sempre chi sgomita in un modo o nell'altro, però alla fine si è arrivato a dei risultati che ha permesso oggi in qualche modo di ritrovarci qua. Ritorno al mio argomento, luoghi di destinazione. Parliamo di Galtellì, parliamo di Orgosolo, parliamo di Dorgali, parliamo di Laconi, Gesturi, Luogo Santo. Sono comuni che ognuno per una propria specificità hanno un santo, hanno una vocazione religiosa forte, però se voi andate un attimino a riflettere su questi comuni, sono comuni che sono partiti da una base. Non sono comuni che in qualche modo non avevano niente, erano poveri. Non ve lo dico Dorgali, Orgosole. Sono due comuni grossi che hanno già migliaia di visitatori, sia per le loro bellezze ambientali che per altro, che però insieme ad altri comuni io parlo per esempio di Luogo Santo, mi fa piacere salutare il sindaco, che viene definito il paese mariano per eccellenza, oppure appunto Laconi, che in qualche modo appunto viene definito come la perla del Sarcidano. Perché vengono definiti così? Perché comunque hanno una storia, una vocazione, Fra Ignazio, Gestori con Fra Nicola, Suor Maria Gabriella, Maria Antonia Mesina, tante personalità che in queste comunità hanno vissuto e che in qualche modo hanno contribuito. Poi mi lego al messaggio anche di padre Paolo, che in qualche modo hanno contribuito anch'essi a rendere per una propria azione di vita famose le loro comunità. Motivo per cui oggi perché andarle a ritrovarle queste comunità? Forse perché queste comunità hanno un qualcosa da dare, forse perché queste comunità per troppo tempo hanno nascosto tesori, culture, tradizioni che per tantissimi sono all'oscuro. E oggi c'è una fetta di mercato che cerca questo, cerca queste soluzioni, cercano i servizi indubbiamente, ma cercano queste esperienze di vita. Nella tavola rotonda i miei colleghi sindaci avranno modo anche di parlare dei singoli progetti, ma io intenderei in qualche modo focalizzare nel dire perché oggi tantissimi relatori, insomma, ho sentito stamattina, ho avuto la diretta streaming ieri, non dico niente di nuovo, per dire che viaggiare è cultura, muoversi, camminare è cultura. Io dico, camminando si fa cultura. Il progetto che intendiamo in qualche modo portare avanti all'interno della mia comunità non trattasi altro, sarà un progetto, io ne ho parlato anche con l'assessorato, un progetto di nicchia, un progetto che si rivolge alla famiglia. Camminare, noi non faremo chilometri,
noi non faremo centinaia di chilometri, noi faremo da 25 metri sul livello del mare, andiamo a quota 800 metri, da un Cristo ligneo a un Cristo bronzeo, a passo di famiglia, nel senso che può farlo questo cammino sicuramente chi ha le doti fisiche, ripeto, ed è propenso a fare questo cammino, ma in un momento in cui abbiamo una forte turbolenza all'interno del nostro contesto sociale, ultimamente siamo stati molto alla ribalta, per azioni dove una genitorialità in qualche modo non riesce a seguire un proprio figlio, la generazione di un figlio. Forse è il caso di fare delle riflessioni anche in questi termini e secondo me questi cammini sono anche in grado di rendere nuovamente, tramite un'esperienza fatta in un weekend, ok, di consolidare un rapporto all'interno di una famiglia, che per qualche aspetto forse può essere minato, però forse è un modo anche nel perseguire una strada in salita, come è di solito la nostra vita, arrivare a quota 800 metri sulla montagna, in qualche modo vuol dire arrivare a un risultato che come genitore mi rendo conto di averlo fatto, di aver trasportato mio figlio a un traguardo. Nello spaziare poi a quota 800 metri posso ammirare la bellezza appunto di un territorio che alla fine è anche la bellezza della vita stessa, benché con tutte le sue difficoltà. Ecco, questo è un modello che noi vorremmo sviluppare, ma un modello che anche dal punto di vista antropologico va in qualche modo a risanare situazioni che altrimenti sono andate nel dimenticatoio. Nell'attraversare questi territori ci sono tantissimi di quei dettati, tantissimi di quei vocaboli che la storia ci ha tramandato, che oggi purtroppo restano solo sulla carta, perché di conseguenza questi cammini, nel momento in cui non si sviluppassero, questi dettati resterebbero carta straccia. Recuperare anche questa terminologia, che in qualche modo ci è stata riportata, ci è stata tramandata, significa in qualche modo riportare a galla il nostro modo di essere, quello che una comunità ha conservato, quella che la nostra comunità, che è stata di solita vocazione agropastorale, nonché popoli di Maasai, okay, ha portato avanti. Ma il pellegrinare, diceva giustamente padre, che cos'è? Da quando si è scoperto i miracoli del Santissimo Crocifisso, io parlo del 1700, si sono formate le famiglie de Sapasata. Le famiglie de Sapasata cos'è? I pellegrini che venivano dai comuni limitrofi, da lontani, per venerare in qualche modo il Santo e il Santissimo Crocifisso, avevano le famiglie di riferimento. Le famiglie che per 3 giorni, durante i quali le festività venivano espresse, soggiornavano in quelle abitazioni. Questo voleva dire insaldare, intrecciare legami tra comunità, montane o meno, perché noi siamo un po' popoli che siamo a 5 km dal mare, rinsaldare quei rapporti, che in qualsiasi momento la vita richiamasse e ci mettesse nelle condizioni di gridare aiuto, quelle persone venivano in soccorso. E qui si riallaccia a tutto quel discorso che relatori molto più importanti di me hanno detto, i legami, i rapporti. Noi viviamo già il nostro turismo di ritorno. Galtellina è una comunità di 2500 anime che vanta circa 150 posti letto. E il turismo di ritorno già vive, perché all'interno delle strutture B&B, okay, si insaldano quei rapporti umani, quei rapporti nel momento in cui voglio venire a trascorrere e sono indeciso dove andare a trascorrere le mie vacanze, ok, vado dall'amico Giovanni, che siamo stati quest'estate, per trascorrere la mia settimana di vacanza, perché si sono sentiti accolti. Non si sono sentiti, come giustamente diceva, che qualcuno ha messo le mani in tasca e gli ha portato via i soldi. No, hanno sentito valori, hanno sentito tradizioni, hanno sentito umanità, sensibilità, tutto quello che succede quando appunto si apparecchia una tavola e si ospitano, perché questo è quello che alla fine stiamo facendo nelle nostre piccole comunità. E mi fa enormemente piacere che in questo caso l'assessorato al turismo abbia raccolto veramente questi appelli di queste comunità, perché alla fine noi questo stiamo facendo, stiamo rinvertendo, c'è un'economia che gira, ed è un'economia importante, perché io per l'anno prossimo ho già altri 5 B&B che riaprono, perché sono già entrati nella mentalità comunque che questo genere di ospitalità, perché comunque ho anche ereditato la casa della nonna, ho ereditato la casa della zia. Quale migliore occasione non metterla a disposizione di un sistema di ricezione che va quindi nella direzione di allargare anche le mie conoscenze?
Perché nel momento in cui io sto portando a casa un ospite, nel momento in cui non è un turista, non è una persona qualunque, è una persona su cui condividere esperienze, storie di vita, motivo per cui intrattenere rapporti. Questo ci chiede il mercato, a discapito a volte, spesso e volentieri, di una semplice chiave, di una suite, di una e ok, ci vediamo fra 10 giorni con la carta di credito per pagare. Questo genere di turismo nelle nostre comunità è fortemente radicato, sta dando veramente delle risposte, tali che da un certo punto di vista abbiamo in un certo periodo di tempo anche problemi organizzativi. Su questo stiamo investendo ulteriormente perché nei periodi, di solito soprattutto il popolo nordico si muove da questo periodo in poi, abbiamo bisogno di creare ulteriori servizi. Gli strumenti la Regione ce li sta mettendo a disposizione, stiamo cercando quindi di andare in quella direzione in rete con questi comuni, perché giustamente Galtellì non ti può tenere una settimana, ti ospita 3-4 giorni, dopodiché viaggi negli altri siti che ti danno questo genere di ospitalità, dove ugualmente ti senti accolto, dove ugualmente tu ritorni a casa con un'esperienza di vita. Questo secondo me, cari signori, è accoglienza, è condivisione, è in qualche modo veramente condividere esperienze che al di là del lato economico che giustamente uno ha, perché ci spende anche delle risorse per avere una tipologia abitativa, per avere dei canoni, dei servizi, però veramente dopo avere la gratitudine anche dalle persone che in qualche modo ti hanno lasciato, ricevere dopo un pacco a casa di doni, di omaggio, perché si sono sentiti veramente accolti, questo sono delle risposte che non hanno veramente soldi per poterli soddisfare. Ed ecco perché io invito sempre, ne parlo spesso e volentieri anche con i miei colleghi che in qualche modo iniziano ancora oggi, comunità che iniziano ancora oggi a avere un modello del genere, perché voglio dire, si tratta anche di avere la mentalità di costruirsi un modello di paese che va in quella direzione. Altrimenti tutti quanti abbiamo strade da fare, fogne da fare o altre situazioni in cui rispondere. Però se uno non si studia un modello di paese e lo porta avanti, la mia comunità è da oltre 20 anni che comunque costruisce con la conservazione di un borgo, sede di Grazia Deledda, del Parco Letterario Grazia Deledda, perché è stato ambientato il Cane al Vento, Santissimo Crocifisso, sono state tutte una serie di azioni che sulla cultura abbiamo investito e la cultura ci sta dando delle risposte, altrimenti era una semplice Cenerentola del territorio. E oggi, nonostante gli alti e i bassi della nostra economia, abbiamo all'interno della nostra comunità un reddito che ci fa piacere avere, ma ci fa piacere avere soprattutto della bella gente. Questo è, perché questo genere di turismo porta della bella gente e a noi fa piacere questo. E questo, secondo me, è anche un grimaldello per poter in qualche modo rispondere a questo famoso spopolamento che stiamo vivendo. È un'economia che ruota, che secondo me vale la pena investire, perché questa è una risposta alle comunità che ce la vogliono fare. Grazie. Grazie Sindaco. Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.